buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Troppe morti sospette, sequestrate le sale operatorie infette della cardiochirurgia del Papardo di Messina, riscontrati ambienti insalubri e agenti patogeni sopra la soglia. Larimar era amica di tutti, toccante testimonianza della ex allenatrice della ragazza di 15 anni morta a Piazza Armerina. Restano tanti dubbi sul suicidio, ieri la fiaccolata in suo ricordo. Ad Agrigento il papà di Giulia Cecchettin racconta la figlia vittima di femminicidio e incontra gli studenti per sensibilizzarli sul tema della violenza sulle donne. Rinati grazie alla psicoterapia. Da Catenanuova nell'Ennese la testimonianza di uomini denunciati dalle loro partner per le violenze subite e che oggi parlano di cambiamento possibile. A Ribera, in provincia di Agrigento, un prete raccoglie abiti da sposa usati da donare alle donne che non possono permettersi di comprarne uno nuovo e le donazioni arrivano da ogni parte d'Italia. Il porticciolo non si tocca a Catania, manifestazione contro la privatizzazione del demanio marittimo di Ognina. Calcio, Catania tra poco in campo ad Avellino per il big match della 16ª giornata di Serie C. La diretta dalle 14 su Telecolor. Il Trapani invece attende il Latina in casa. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con il caso delle morti sospette all'ospedale Papardo di Messina. Questa mattina sequestrate 2 sale operatorie del reparto di cardiochirurgia, un provvedimento scaturito dopo la lettura dei dati ottenute dalle analisi e dalle verifiche. Il servizio di Francesco Triolo. Numerose criticità in termini di salubrità degli ambienti operatori, il superamento delle soglie di rilievo della presenza di agenti patogeni e altri microorganismi. È quanto emerso dalle verifiche che la Procura di Messina ha disposto tra agosto e settembre scorsi nelle sale operatorie del reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina, dove si sono verificate diverse morti sospette, tutte molto simili l'una all'altra. Adesso, a seguito di quegli esami, il cui risultato era atteso da settimane, la Procura ha chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale il sequestro di 2 sale operatorie del reparto di cardiochirurgia del Papardo, un provvedimento eseguito questa mattina dai carabinieri del NAS di Catania e della compagnia di Messina Centro. Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti condotti dai carabinieri dopo le denunce presentate dal settembre scorso dai familiari di alcuni pazienti che, sottoposti ad intervento di cardiochirurgia nell'ospedale della zona nord di Messina, erano deceduti a distanza di pochi giorni all'operazione per infezioni tipicamente ospedaliere. Almeno 5 le morti sospette, da cui sono partite le indagini affidate alle sostitute procuratrici Anna Maria Arena e Alice Parialò, che si sono avvalse anche di un pool di consulenti composto dall'infettivologo Dino Mondello, la medico legale Daniela Sapienza e il cardiologo Gianluca Di Bella, 3 gli indagati per omicidio colposo. Dalle verifiche è emerso che i decessi relativi alle denunce si inserivano in un novero più ampio di casi analoghi avvenuti nel reparto sanitario ai danni di pazienti sottoposti a interventi di varia natura a cui erano state installate valvole cardiache o bypass coronarici. Adesso ci occupiamo del caso di Larimar. A 20 giorni dalla morte della quindicenne, 2 fiaccolate, una a Piazza Armerina e un'altra a Besozzo, il paese da cui era partita, ricordano la quindicenne trovata impiccata nel giardino di casa sua. Una morte ancora con tanti perché. Lorena Dolci. Scrivevo e diceva: qua Lorella è bellissimo, qua è proprio bello. Tu non hai idea, voi ci dovete venire. Quel posto bellissimo è Piazza Armerina, il paese che si è trasformato in un incubo per Larimar e dove poi ha trovato la morte ancora avvolta nel mistero. L'allenatrice e le sue ex compagne di squadra della Volley Academy di Besozzo, in provincia di Varese, nei giorni scorsi hanno fatto una fiaccolata componendo con i lumini il numero 22, quello della sua maglia, e deponendo 15 rose bianche, tante quanti i suoi anni. A giugno la quindicenne era tornata per riabbracciarle e queste immagini riprendono quei momenti di gioia, proprio come era lei. Un ricordo bello di una ragazza forte, di una ragazza brava, intelligente, amica di tutti, una ragazza che sollevava la squadra, che aiutava quelle che vedeva che erano in difficoltà. Oggi una scia di dolore e paura di fronte ai tanti perché di una morte assurda, con 2 procure che indagano per istigazione al suicidio e le anomalie di un'impiccagione che lasciano increduli familiari e non solo. Io sono più che convinta che non l'avrebbe mai fatto,
Ma non solo io, ripeto, qui tutti abbiamo la stessa convinzione. Oltre al dolore, ecco, c'è questa paura del perché di tutto questo. Anche a Piazza Armerina ieri 1 migliaio di persone sono scese in piazza per pregare e chiedere verità. Una risposta potrebbe arrivare dai cellulari sequestrati di 8 ragazzi e da quel video intimo diffuso sui social prima dell'ultima lite a scuola. E ad Agrigento, al Palacongressi, Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato 1 anno fa, ha incontrato gli studenti per un confronto sul fenomeno della violenza sulle donne. Davide Sarto. Applausi ed emozioni hanno accolto ad Agrigento al Palacongressi Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la ragazza uccisa brutalmente dall'ex fidanzato l'11 novembre del 2023. Al centro del confronto il grave problema della violenza sulle donne, un fenomeno trasversale che la comunità internazionale riconosce oggi come violazione fondamentale dei diritti umani. È un messaggio di amore e di speranza. Noi ci ispiriamo a Giulia, che era l'incarnazione dell'altruismo e della bontà. E su questo abbiamo fatto una fondazione ed è quello che portiamo ai ragazzi. Dal giorno del funerale della figlia Giulia, Gino Cecchettin ha scelto di condividere il proprio dolore cercando di affrontarlo e renderlo costruttivo perché possa essere di aiuto alle giovani e ai giovani del nostro paese. Tutti possiamo fare di più, chi può contribuire attivamente anche alla politica sicuramente, cercando di stare vicino ai cittadini e cercando di capire il fenomeno di questa violenza e magari aiutando le associazioni e le fondazioni. Nel corso dell'incontro Cecchettin ha anche presentato agli studenti del Liceo Leonardo il suo libro Cara Giulia. E ci sono le donne maltrattate, vittime di violenza, e gli uomini maltrattanti. A Catena Nuova, in provincia di Enna, gli uomini maltrattanti in terapia finanzieranno una borsa lavoro ad una donna vittima di violenza. 2 di loro hanno raccontato la loro esperienza nel corso di un convegno. Il servizio di Eva Spampinato. Rinati grazie alla psicoterapia e pronti per una nuova vita. La testimonianza di 2 uomini maltrattanti, uomini cioè che sono stati denunciati dalle loro partner per le violenze subite e che hanno affrontato un percorso di psicoterapia, è stata raccontata dagli stessi protagonisti davanti ad una platea attenta nel corso di un convegno sui percorsi di rigenerazione nell'ambito della violenza di genere che si è svolto a Catena Nuova. La psicoterapia mi ha cambiato molto a me perché ho capito il modo di come affrontare le cose. Prima cosa, quando c'è un problema, prima io ero il tipo di persona che mi arrabbiavo sempre, invece ora ci rido sopra ogni cosa che succede. I 3 testimoni di un cambiamento possibile sono tutti seguiti dal CUAV, Centro per Uomini Autori o Potenziali Autori di Violenza di Genere, della cooperativa di Caltanissetta. Qui vengono inviati a seguito di misure giudiziarie per cominciare una psicoterapia che in molti casi si sta rivelando efficace. Il primo obiettivo è raggiungere una buona consapevolezza del reato, perché molte volte la persona che commette il reato non è consapevole e non riesce a veramente a guardarsi dentro e a vedere cosa genera nell'altro. Sempre da Caltanissetta è partito un progetto seguito dalla cooperativa Etnos. Uno dei processi che attenzioniamo è quello di permettere l'autonomia delle donne. L'uomo maltrattante, quando esegue la sua psicoterapia, fa una donazione simbolica e questi soldi vengono poi donati per il pagamento delle donne del lavoro che svolgono. Adesso una bella storia che arriva da Agrigento, anzi da Ribera, in provincia di Agrigento. Un prete raccoglie abiti da sposa usati da donare alle donne che non possono permettersi di comprarne uno nuovo. L'iniziativa in poco tempo ha già avuto un ottimo riscontro con le prime donazioni che arrivano da tutta Italia. Il servizio di Davide Sarto. Lui è Don Antonio Nuara, parroco della chiesa di San Pellegrino di Ribera in provincia di Agrigento. Alcuni anni addietro è stato alla ribalta delle cronache perché in più occasioni ha deplorato pubblicamente le donne che si presentavano all'altare per il loro matrimonio indossando abiti troppo scollati e, secondo il prelato, inadatti ad un luogo sacro. Adesso Don Antonio balza ancora alla ribalta nazionale per un'iniziativa benefica e di solidarietà. Raccoglie abiti da sposa da donare alle donne che non possono permettersi di comprarne uno
uno nuovo. Gli abiti attualmente donati superano i 25, però credo che arriveremo a 150-200 abiti. E ho visto che anche molti negozi mi daranno gli abiti che non ne hanno venduto nell'anno, addirittura con le etichette, quindi nuovi di zecca. A raccolta conclusa, Don Antonio ospiterà gli abiti nuziali al monastero delle Suore Santa Rita da Cascia affinché siano rese a disposizione delle ragazze dei loro istituti o delle missioni prossime a sposarsi ma che non hanno i soldi per acquistare un abito nuovo. Dare la possibilità a una ragazza che non se lo può permettere di avere la stessa gioia che la sposa che ha indossato quell'abito ha avuto nel giorno del suo matrimonio. Quindi un amore che si rivive, che rinasce anche in un'altra donna, in un'altra persona. E restiamo in qualche modo nell'ambito della Chiesa perché si chiama Istituto di Formazione all'Impegno Sociale e Politico Sant'Agata per Catania. Un istituto che ha lo scopo di far impegnare i cattolici alla partecipazione alla politica e alla cosa pubblica. Il servizio di Adelaide Barbagallo. I cattolici non devono lasciarsi a facili lamentele sulla crisi della democrazia e sulla scarsa partecipazione al voto. Occorre avere il coraggio di fare proposte di giustizia e di pace nel dibattito politico. Un richiamo forte lanciato alle settimane sociali di Trieste da Papa Francesco e che a Catania non è rimasto inascoltato. Adesso fa un passo avanti con la nascita dell'Istituto di Formazione all'Impegno Sociale e Politico Sant'Agata per Catania. Noi cattolici abbiamo il dovere di partecipare alla vita politica, portando non semplicemente il desiderio di avere una posizione, ma il desiderio di far sì che tutti quanti vivano la democrazia, nessuno si senta davvero escluso. Il Presidente ha detto che una democrazia illiberale è una contraddizione in termini. Democrazia e libertà vanno coniugate. Al seminario una giornata di lavori per poi organizzare altri incontri di formazione sociale e politica che coinvolgano anche i giovani. E siamo a Catania perché questa mattina c'è stata una manifestazione di protesta al porticciolo di Ognina per manifestare appunto contro il progetto di privatizzazione del demanio marittimo. Servizio. No alla privatizzazione del porticciolo di Ognina. A Catania associazioni, esponenti politici e semplici cittadini si sono dati appuntamento per manifestare contro la variante alla concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune lo scorso ottobre alla società Tortuga. Io venivo qua quando ero piccola con mio papà con la manina. È veramente aberrante che si possa portare avanti un progetto di privatizzazione di una struttura del genere. Bisogna garantire alla città l'accesso al mare che viene sempre più negato. Questo porticciolo è già in buona parte in mano ai privati, ci mandano uno specchio d'acqua e ci vogliono togliere anche quello, non è giusto, non lo vogliamo. Ancora una volta si attenta a un pezzo forte dell'identità di Catania, noi questo non lo consentiremo. Che le istituzioni ci ascoltino. Anche il sindaco Enrico Trantino è contro la variante e ha chiesto un intervento in autotutela all'assessorato regionale territorio ambiente per interrompere i lavori al fine di garantire il preminente interesse pubblico. I manifestanti chiedono anche la rimozione dell'ingegnere Biagio Bisignani, responsabile dell'ufficio urbanistico del comune, per questioni di opportunità e perché la legge impone la rotazione dei funzionari. Tra sentenze e battaglie legali, la storia del porticciolo di Ognina è sempre stata tormentata. Adesso la Regione si riserva di revocare in qualunque momento la concessione, in presenza di una richiesta del comune. Cittadini attivi anche a Palermo sotto lo slogan "Riprendiamoci la Vucciria", un'iniziativa artistica nel cuore di Palermo per provare a cambiare quello che è diventato un simbolo di degrado e malamovita. Marco Gulla. Quello che era un mercato storico tra profumi e colori da qualche anno ha cambiato radice. Parliamo della Vucciria di Palermo, teatro spesso di episodi di cronaca e malamovida. Così questa mattina è andata in scena una manifestazione di residenti e non solo. Riprendiamoci la Vucciria. Tra gli occhi scettici di alcuni commercianti, venditori di alcolici a basso prezzo in orario notturno, l'ideatore della manifestazione vuole quindi lanciare una serie di incursioni artistiche nel cuore della Vucciria. Laddove la Vucciria non è più
più un mercato tradizionale, pittoresco, folcloristico, come era quello insomma, dei tempi passati, ma è diventato una sorta di succo. Noi vorremmo che si ripristinasse appunto questo status ante che portava tutti coloro i quali amano questo quartiere, amano Palermo, e che quindi possono rendere giustizia al commercio. Riappropriarsi di uno spazio urbano, contaminarlo con quella tradizione che sembra essersi persa. Questa è un'iniziativa preziosa perché non è soltanto un'iniziativa culturale, ma è una parte di una strategia di rigenerazione urbana, perché questo è l'obiettivo che noi dobbiamo utilizzare per rianimare questi luoghi. E allora forse anche la musica può salvare un luogo che è iconico di Malamovida e quindi degrado. Non serve niente, bisogna solo applicare quello che già esiste. Quello che già esiste per gli altri dovrebbe essere applicato anche qua, semplicemente quello, perché c'è molto abusivismo, c'è molta delinquenza la sera, è fuori controllo a volte. È in gravi condizioni l'ospedale civico di Palermo, dove è ricoverata in prognosi riservata una donna di 60 anni investita da una moto in via Roma. La donna stava tornando a casa e aveva con sé delle buste della spesa quando si è trovata di fronte a un mezzo a due ruote che non è riuscito ad evitarlo. Adesso a Siracusa ancora qualche settimana e sarà grande festa per Santa Lucia. Per la terza volta nella storia quest'anno arriverà il corpo custodito a Venezia, ma per la prima volta farà anche altre tappe, tra cui Catania. Previsto un bagno di folla ancora più grande del solito. Il servizio di Francesco Aloi. Il popolo di Lucia si prepara a tornare in strada. Tra meno di un mese a Siracusa sarà festa grande. Quest'anno ancora di più, perché per 12 giorni ci sarà il corpo della Santa Patrona in arrivo da Venezia. Una festa che rivedrà per la terza volta in 20 anni il corpo di Santa Lucia qui nella sua città. Il 13 alle 15:30 la grande processione dal Duomo al Santuario di Santa Lucia. L'indomani il giorno più atteso, l'arrivo delle spoglie. Il primo incontro con la città sarà alle 16 al santuario, in una solenne concelebrazione presieduta dal Patriarca di Venezia. Il cuore dell'Ottavario, come sempre, sarà la borgata. Si attendono migliaia e migliaia di devoti provenienti da ogni dove, tantissimi anche i giovani delle scuole. Santa Lucia è giovane e rivela un animo da giovane, per questo i giovani si avvicinano a lei. Il 21 alle 15 la processione dell'Ottava, posticipata di un giorno per dare a tutti la possibilità di esserci. Un sabato pomeriggio che si preannuncia già un grande bagno di folla lungo le strade della processione, con simulacro e corpo insieme. Ma poi saranno interessate anche altre comunità. Il 26 le spoglie saranno a Carlentini, il 27 a Belpasso, poi ad Acicatena e il 28 e il 29 a Catania. Il legame tra Lucia e Agata che si rinnova. E con questo bel legame tra le due sante della Sicilia orientale noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di sport.